Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano. Allora ragazzi, piccolo problema. Dopo il filotto di 7 gare doveva arrivare la qualifica di merda, ultimo posto, errori clamorosi ad Aragon, sono abbastanza preoccupato per il weekend. Non possiamo permetterci di interrompere la serie di 7 vittorie però con un scivolone così clamoroso, dobbiamo fare comunque tanti punti. Di questi purtroppo il problema è che gli altri scadono poco e anche se avevamo 8 vittorie stagionali comunque dobbiamo lottare come dei disperati. Raga, andiamo, Gran Premio di Aragon, abbiamo bisogno della tipica e classica rimonta come andiamo. Vai ragazzi, la rimonta della vita, per piacere, per piacere, per piacere. Vai. Qua devo proprio veramente buttarmi a razzo e spero stare anche attento. Oh, troppo prudente come, troppo prudente. Non dovevo prendere la esterna questa. Madonna, che nervi, che nervi. Dai Cube, dai Cube, dai Cube, dai Cube. Purtroppo le qualificazioni sono più importanti, cazzo. Vai Cube, ti prego. 10° posto, però sto faticando. Ho rallentato come un pensionato. Mamma mia, che tristezza. Oh. Male, male. È vero che sono vicino, però ho troppa paura e sarà dura non cadere purtroppo. Lo ammetto. Vai, scargo, superare scargo. Vai, vai, veloci. Devo limitare i danni, fioi. Questa... No. Sta diventando la mia gara sfavorita dopo l'Argentina, perché l'Argentina è la prima. 6° posto, ma veramente arrancando. 6° posto arrancando. Marquez non è primo e questa è una bella notizia. Marquez non deve stare primo. Il record di veneziano comunque, boh. Non mi sembrava di aver fatto un gran giro sinceramente. Adesso c'è Rossi da superare, dai Rossi, fai vincere un italiano, cazzo, fammi passare tranquillamente, grazie. Siamo tra i primi ma ho troppa paura, cioè ho Brad, grande stagione di Brad Pitt. Cerchiamo di limitare i danni. Va bene anche il 5° posto, che siamo talmente vicini che mi sto lasciando un po' ingolosire adesso. Ah, ma io freno, non mi interessa, non voglio rischiare, non ha senso. Sono il primo in classifica, non ha senso rischiare. Comunque sono ancora vicini. Eccoli qua, sti errori che non devo fare. Sono pianino ragazzi, non posso permettermi di cadere. Mamma mia, sono tesissimo. Sono tesissimo. No! Troppo veloce sono andato, lo sapevo, errore imperdonabile. Sì, questo è imperdonabile. Imperdonabile. E adesso rischio di perdere il mondiale così. Per riperdere sicuramente la prima posizione. Ma sono punti pesanti questi che vado a regalare. Ma porca troia. Devo tirare alla grande st'ultimo gara. Ma perché? Sono distratto un secondo.
prego, come recupera più posizioni che puoi, ti scongiuro, come ti prego. Ti imploro di... Ti prego, come ti prego, anche un punto di vantaggio ma non perdere la prima posizione. La sto rischio clamoroso del Cume. Rischio clamoroso del Cume è andata bene. Beh, dopo la sfiga di prima. Rimettiamola in piedi. No, Cume no. Peccato, potevo giocarmela anche per il podio. Lo sapevo che cadevo a Aragon, sono caduto tante volte in qualifica, era impossibile non cadere in gara. Vabbè, non ho proprio limitato i danni. Insomma, Marquez chiaramente torna primo nel mondiale. Vabbè ragazzi, adesso vediamo un po' come gestire le prossime gare. Vaffanculo. Cagare. Vediamo la classifica. Marquez doveva vincere, no? Chiaramente. Vabbè. Meno 4, dai, possiamo ancora tornare in testa. Raga, sotto il comandante veneziano, questo mondiale è apertissimo. Ciao veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.